Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla sesta, mi sembra, puntata di Vini Sardi nel Mondo, il nostro rotocalco internazionale che stiamo curando a partire dal 2010. Allora, ci troviamo a Zielona Góra in Polonia, siamo in un supermercato incredibile che si chiama Focus, grandissimo, gigantesco, e qui, no, Alma, sì, va bene, scusa. Focus è il centro commerciale. Focus è il centro commerciale, per ok, ci cortesia. colleghiamo e come al solito siamo nel reparto dei vini italiani, come vedete c'è scritto Italia qui, che si scrive Woschi, non si sa perché. Wocchi. Niente, tutti i vini, come vedete, il Gaudio, il Barbaresco, il Langhe, lo Scheri, il Bertani, il Dievole, il Dolcetto di d'Alba, tutti i vini proprio che sono delle schifezze incredibili perché, come al solito, C'è anche non Valpolicella però. c'è anche Valpolicella, ma questo è Pinot Grigio. Sì, ma questi sono delle imitazioni, però non c'è vino sardo, come al solito non c'è vino sardo perché in Sardegna non riusciamo a esportare niente, il solito cliente più attivo, il classico zio gesuino di Ortacesus, come al solito, e quindi non si esporta nulla, non ci sono vini Ma sardi. neanche il Segolai? Ma neanche il Segolai, ma non c'è proprio niente, è una cosa incredibile, come al solito, vabbè. Ci vediamo alla prossima puntata del Rotocalco, il cui presidente Tonino doveva farlo in Giappone ma non l'ha fatto e vabbè. È successo la storia. Vabbè, allora arrivederci. Ciao, Arrivederci. ciao, Sono sponsorizzato, ciao. occhio. Esatto, crede di essere Hamilton. Ciao, si sta spacciando per Hamilton.